Al via questa mattina i lavori di demolizione qui a Mestre, nel mercato di via Fapanni. Alle 9 le ruspe hanno iniziato ad abbattere le vecchie strutture fatiscenti del mercato alla presenza del sindaco. Da tempo commercianti e residenti segnalavano lo stato di degrado della zona chiedendo un intervento. È una cosa estremamente importante per il centro di Mestre, abbiamo prima attrezzato il mercato provvisorio, demoliamo quello che c'era e per ottobre siamo pronti con un investimento di 2.900.000 euro a dare un nuovo mercato coperto alla città di Mestre, giornaliero. Il progetto prevede di mantenere i due accessi, quello su piazzetta Coin e quello da via Fapanni, ma l'area sarà ridotta di circa 100 metri per rispettare le regolamentari dal Marzenego. I banchi verranno unificati in blocchi continui in legno lamellare con pannelli colorati e una copertura unitaria proteggerà dalle intemperie e farà da supporto per le saracinesche e gli impianti. I banchi saranno distribuiti come nell'attuale configurazione e al centro ci sarà una piccola piazza con una aiuola sopraelevata che ospiterà 2 fontanelle. Il nostro impegno, l'avevamo già detto, era quello di focalizzarci sulla riqualificazione urbana che non può esistere senza la sicurezza, che non può esistere attraverso la rigenerazione urbana che viene dal turismo, dal nuovo turismo che ci sarà in città, e tutto questo deve aiutare anche il commercio in città. Qualche residente della zona però, pur apprezzando il progetto, segnala un pesante disagio cui far fronte. Tutti i posti dei parcheggi sono stati requisiti da chi? Dai dipendenti che mettono i camion, che si può vedere, hanno messo solo i camion, non c'è un posto disponibile per noi residenti, non ci hanno dato neanche, ho capito che c'è una miglioria e dovremmo essere contenti di questi lavori, però secondo me dovevano dare più una responsabilità per i posti nostri che abitiamo in questo posto, perché oltretutto al mercoledì e al venerdì fanno subito un altro mercato, proprio non esiste. Oltretutto dovevano fare un parcheggio sotterraneo. Dov'è il progetto? Come mai non lo fanno? Già, hanno concentrato tantissime attività commerciali, guardate che è veramente un disastro qua.